assistere a questa proiezione che appunto ci aprirà il mondo di Pirandello. E anche per augurarti un in bocca al lupo per l'uscita di questo lungometraggio. Questo film, diciamo, mette luce su Marta Abba, su questo personaggio, su questa attrice degli anni '20 che in qualche modo per troppo tempo è rimasta al buio, fuori dai riflettori. Noi abbiamo cercato di accendere questi riflettori e far capire al pubblico, anche a chi non conosce quella che fu la musa di Pirandello, chi fosse e quale fosse la sua vera relazione con il premio Nobel Pirandello. Per te interpretare Marta Abba cosa ha rappresentato? Per me ha rappresentato innanzitutto l'Italia e la Sicilia, perché lei amava così tanto questa terra, ma poi è andata via, è andata poi a proseguire la sua carriera in America. Per me è stato un po' ritrovarmi, perché come lei io da attrice ho passato delle grandi difficoltà in questo settore che è molto selettivo, che a volte è molto duro e molto difficile ad entrare a far parte di un circuito, e interpretando lei ho trovato una grande forza e soprattutto una grande presenza e un grande coinvolgimento emotivo, e mi sono legata tantissimo a lei e l'ho vissuta dentro di me. Diciamo che anche ci assomigliamo molto sia nei percorsi ma anche fisicamente, questo è quello che mi dicono, tant'è che mi chiamano Marta adesso. Quindi interpretare per me questa donna così determinata, così forte, così presente, così caparbia, mi ha regalato molta sicurezza e tanta voglia di dare, tanta voglia di dover ispirare e dover portare avanti questa nostra missione, che è questa nostra vocazione artistica teatrale.